Ignazio, numero 17 Mattoni, numero 18 Coina, numero 19 Parlamento. Calcio femminile per Magistrato Veneto. Piano Giada, tira là! Dai che sbagliano! Va bene, tira! Occhio! Piano! Non far farlo là! Non far farlo là! Piano! Piano! Brava Tati! Dai, dai! Allora, siamo con Adriana De Martin. Adriana, com'è vincere il derby al 90°? Bellissimo, non siamo partite benissimo, siamo andati un po' in difficoltà, però alla fine siamo riusciti a tirare fuori il carattere e abbiamo portato a casa questi 3 punti che sono veramente importanti, soprattutto nel derby. Bellissimo. Comunque il primo tempo le avete schiacciate, poi però nel secondo sono andati in vantaggio loro, ma voi ci avete creduto fino alla fine. Sì, ci abbiamo creduto, non abbiamo fatto una buona partita, non siamo state tanto aggressive, abbiamo sbagliato parecchio, però alla fine è andata bene, guardiamo il lato positivo dei 3 punti. Grazie Adriana. Grazie a voi. Siamo con il DS Partata, allora ci avevate creduto magari per il pari, visto come è andata? Sì, diciamo che il gol ha sbloccato un attimino la partita, siamo state un po' bloccate, secondo me avvio partita come giusto che sia, perché comunque affrontavamo il Vittorio che è una signora squadra e il gol è venuto fuori bene, siamo contenti di come abbiamo giocato, poi un po' la pressione del Vittorio, un po' anche un po' di inesperienza da parte nostra
sicuramente abbiamo pagato questa. Il punto, forse il pareggio era il risultato più giusto per questa partita, però insomma è emersa sicuramente alla fine la qualità del Vittorio in certe circostanze. Comunque vi ha schiacciato il Vittorio nel primo tempo, ma nella ripresa siete venuti fuori bene. Sì, diciamo che l'esperienza in queste partite vuol dire tantissimo. Sicuramente noi siamo entrati in un campo un po' bloccate, sia perché comunque affrontavamo una squadra come Vittorio che è blasonata, una squadra costruita per la promozione. Il nostro obiettivo è la salvezza, la cornice pubblico veramente importante, lo stadio. Noi non siamo abituati a queste cose e un po' le gambe tremavano all'inizio partita. Poi nel secondo tempo siamo venute fuori, la squadra fisicamente c'è, sta bene, per cui noi siamo sicuramente molto soddisfatti da questa partita. Ringraziamo il DS Spartata del Trevignano. Grazie a voi.